Un traffico internazionale di cocaina è stato sgominato dai carabinieri di Milano con l'esecuzione di 16 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti italiani ritenuti responsabili di importare cocaina dalla Colombia. Eseguite anche 17 perquisizioni in varie province lombarde, a Reggio Calabria e Parma. Le indagini sono cominciate nel 2007 nell'ambito di un'inchiesta su un presunto traffico di droga gestito da gruppi di persone legate all''ndrangheta. È stato arrestato dalla polizia il responsabile del ferimento accaduto ieri sera a Taurianova di Antonio Battaglia, 28 anni, titolare di un bar, che ora è in coma farmacologico nell'ospedale di Reggio Calabria. La persona arrestata è un minore bloccato dagli agenti di polizia del commissariato di Taurianova. Antonio Battaglia è stato ferito con un colpo di pistola alla testa in una saletta del suo bar sul corso principale del paese reggino. Il minore non ha precedenti. Anche in Calabria migliaia e non solo donne sono scesi in piazza al grido di "Se non ora quando?". Manifestazioni organizzate da decine di associazioni si sono svolte ieri nei 5 capoluoghi, ma anche in altri centri calabresi dopo la vicenda Ruby. A Reggio e a Crotone manifestazioni nel pomeriggio. A Cosenza un animato corteo ha percorso l'area pedonale di Corso Mazzini per fermarsi poi davanti alla prefettura, dove si è tenuto un sit-in con gli interventi di decine di persone. Un gruppo di cittadini ha manifestato in piazza Prefettura a Catanzaro in un sit-in pacifico rispondendo all'appello del popolo viola. L'iniziativa si è svolta in diverse città d'Italia per sottolineare il momento critico che sta vivendo il nostro paese per le scelte politiche del nostro governo. L'intento è quello di fare rumore ed è per questo che i partecipanti sono stati invitati a portare coperchi, pentole e mestoli per rivendicare il diritto al lavoro, allo studio, all'informazione, alla salute e alla cultura. A Reggio Calabria sono quasi 30 i commercianti e gli imprenditori che hanno già deciso di metterci la faccia esponendo il logo della campagna anti-racket Reggio Libera Reggio per ratificare simbolicamente il proprio no al pizzo. L'associazione Libera ha presentato una serie di iniziative messe in campo per rispondere all'agguato compiuto contro Tiberio Bentivoglio, titolare di una sanitaria che per primo a Reggio Calabria ha denunciato il racket. Oggi incontro in prefettura alla Commissione regionale antimafia. Nell'Aula Rossa di Palazzo De Nobili, l'amministrazione comunale di Catanzaro, in accordo con il comitato Ianò, ha organizzato una breve cerimonia per ricordare, a distanza di un anno dalla frana, gli eventi che hanno subito i residenti del quartiere, alcuni dei quali ancora oggi restano lontani dalle loro case. Ci è sembrato doveroso, ha spiegato l'assessore alla gestione del territorio Nicola Sabatino Ventura, organizzare questo momento di riflessione per non dimenticare le situazioni difficili che hanno vissuto le famiglie residenti a Ianò. È stata presentata la terza edizione della manifestazione per il tuo cuore organizzata dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e l'Associazione Donne in Arte, con la collaborazione del Comune di Catanzaro. In seguito al successo dei primi 2 anni, Roberto Ceravolo e Antonietta Santacroce hanno aumentato il numero degli appuntamenti con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari. Il 20 febbraio la chiusura è affidata ad Edoardo Bennato. A Catanzaro, nella sala consiglio del Palazzo di Vetro, si è tenuta la presentazione del progetto Lessico delle parlate arberece del catanzarese per la tutela delle minoranze linguistiche e storiche, frutto della collaborazione con il primo sportello linguistico provinciale tra l'Unical, Dipartimento di Linguistica, sezione di albanologia e l'ente provinciale, per valorizzare il patrimonio linguistico, storico ed etnoantropologico delle 6 comunità arberesce presenti nel territorio provinciale. Ha toccato anche la città di Cosenza il tour delle mitiche figurine dei calciatori. Sabato scorso un gigantesco track della Panini ha invaso Piazza Matteotti nell'ambito del Calciatori Tour 2011. Questo tour promozionale è stato organizzato per il lancio di Calciatori 2010-2011, la 50ª edizione della famosa collezione di figurine della Panini. Giovani animatori hanno accolto il pubblico cosentino intrattenendo bambini e ragazzi con giochi e concorsi a premio.